davvero incredibile. Non riesco. Beh, adesso tocca a te, cara. Devi prenderti carico. La gente, presente. No, me lo diceva sempre. Con la zia Caterina perdiamo la voce dei ricordi. Non so nemmeno quali, perché io non c'ero mai. Io qualcosa ho ascoltato negli ultimi anni che la zia ha vissuto con noi. Era impossibile separarle quelle due. Ma solo Sofia ha avuto la pazienza di ascoltare tutti i racconti di Caterina su sua mamma, sua nonna, bisnonne, prozie. Una catena di solidarietà femminile, vero? Puoi dirlo. Al centro. La zia deve rimanere ancora con noi. Sofia, ora sei tu, l'ultima erede degli usi e costumi tramandati in famiglia. Io non ne so granché, ma ho già nostalgia per un tempo che la morte sembra cancellare. No, non dobbiamo cancellare la cultura connessa alla terra e al rispetto delle relazioni familiari. Radicata in simbologie forti, gesti, oggetti propiziatori. Io oggi non ho preparato tartine e pizzette, io oggi ho preparato pagnotte. Tante, troppe. Non so, mi piace immaginare di offrirle ai nostri avi, vissuti quando nella società contadina ci si riuniva intorno alla polenta, perché il pane era raro, ma prezioso, perché rappresentava il più simbolico, la più simbolica forma di condivisione, assumeva un ruolo sacro, rituale. Il pane accompagnava sempre i momenti più importanti della vita, la nascita, il matrimonio e la morte. Non riesco a immaginare di unire la nascita e il matrimonio alla morte. Nascita, matrimonio e morte erano legati addirittura da un'unica stanza, la più privata, la più intima, la più sacra della casa, la camera nuziale. Accessibile soltanto in quelle 3 situazioni. Quando era necessario accorrere per la gioia di una nascita o per il dolore. Mi manchi. Mi manchi. Solo tu sapevi rallentare le mie giornate frenetiche con le vicende delle donne di famiglia tra 800 e 900. Zelinda, Maria, Aida, Jelka, Alma, Rosa, ognuna profondamente legata alla propria camera nuziale in un diverso paese del Friuli Venezia Giulia. Amore, dedizione, parsimonia, quanti valori e quante simbologie.
nuova casa, nuova vita. Sono qui da pochi mesi, ma nella mia cassa nuziale ho portato la storia della nostra generazione anziana, delle donne che spargevano abiti e biancheria tra figlie e nipoti. La trasmissione dei corredi per linea femminile è arrivata fino a me. Quanto impegno, quante ore di lavoro nelle giovanissime mani che vi hanno dedicato ogni loro istante libero. E quanto valore nella memoria del ruolo della donna, nella tessitura delle relazioni sociali, incentrate sulle molteplici figure parentali. Questo è il valore trasportato da mio marito, la sera prima delle nozze, quando con gli amici ha trasferito dalla casa di mio padre la cassa sopra il carro adornato, mentre mia madre invocava protezione. Io tracciavo una croce davanti ai cavalli e al momento della partenza del carico spezzavo una bacchetta. L'auspicio è buono. I 2 pezzi che hai lanciato dietro alle spalle sono caduti lontano da case e alberi, mi ha detto mia sorella, dopo aver riposto il corredo in questa nuova camera. Grazie. Che bella giornata. Nell'estate di San Martino, il giorno delle mie nozze con Timo. Abbiamo potuto goderci i preparativi rispettando il ritmo della terra, perché a novembre il lavoro è meno assillante e il granaio è ancora pieno. Grazie per avermi fatto capire che il giovanotto di città, dopo aver tentato di gettarmi nel fango come la viola che teneva tra le labbra, mi avrebbe condotto a un mondo senza radici e senza futuro. Noi contadini non conosciamo le belle frasi, mi ha detto Timo, ma il bene che vogliamo viene dal cuore. E la nostra donna, anche vecchia, è sempre la madre dei nostri figli e siede rispettata al nostro focolare. Qui siamo arrivati alla guida del corteo nuziale, in bell'ordine, a coppia, in ultimo i vecchi coi fanciulli, tanti, sempre. Partiti dalla casa di mio padre, a piedi, diretti al santo altare, poi ancora dai miei, a mangiare brodo, patate, verdura e una torta, a ballare in osteria, e poi a lungo abbiamo camminato per arrivare a cena qui. Musica, canti e balli fino all'alba, dal santo altare al santo quotidiano. Ogni nostra giornata, mio Timo, è benedetta. Ogni gesto, ogni pietanza, ogni parola. Anche quest'acqua e le abluzioni mattutine. Aghe, aghe, benedette, aghe, aghe, benedette. Ti aspettano tutti. Te la senti di scendere? Come stai? Sto bene. Adesso arrivo. Sono pronta a raccontare.